Mi auguro che questo patto di amicizia si concretizza e passiamo quindi a un livello superiore che sia benefico per tutti. Quando il Senegal non è terra da dove arrivano i migranti. Parte da qui la giornata di incontro della delegazione dello Stato africano nel quartier del Piave, alla ricerca di un contatto con le maggiori aziende del territorio. È principalmente una risposta alla fuga dalla terra africana, rispondendo non con aiuti, ma opportunità economiche da sviluppare in loco. Portare lavoro insegnando loro a lavorare per prodursi il benessere. In realtà è una storia già vista proprio in questa parte della Marca che, va ricordato, fino a 50 anni fa era terra di emigrazione e miseria. Farra, Moriago, Mosnigo, Sernaglia erano definite dallo Stato italiano aree depresse al pari di quelle del profondo sud. Poi il lavoro artigiano, sviluppato con la scolarizzazione, ha portato alle fabbriche e al boom economico, che per certi comparti qui continua ancora. Un modello che il Senegal vuole importare, creando quel circolo economico che permetterà alla sua gente di rimanere dove è nata, anziché rischiare di morire sulle carrette del mare, alla ricerca di una vita migliore. Soddisfazione è il nostro sentimento. Già 10 mesi fa sono arrivato qua a Farra per la prima volta e oggi abbiamo sigillato questo patto di amicizia.